Siamo giunti al centrale di questa serata al Savio, confronto riservato a femmine di 3 anni, sono in 10 al via, 1 Alba dell'Est, 2 Avica Chuck SM, 3 Apple Wise S, 4 Avenue Wise S, 5 Allegra Luis, 6 Athena Caff, seconda linea, 7 Aborigena, 8 Hypermade SLM, 9 Arta Terme Jet, 10 Ale degli Ulivi, favori per Athena Caff in chiusura, numero 6 Antonio Greppi in sediolo, macchina che stacca in questo momento con la velocità di Athena Caff che in poche battute sorvola tutti, mentre c'è l'errore di Avica Chuck SM. 2 Avica Ha Chuck preso SM subito il comando, squalificato, quindi numero 4 Avenue la favorita Wise Athena Caff nei confronti di Apple Wise S. Rimane invece al largo Allegra Luis, terza posizione per Alba dell'Est, poi a seguire tutte le altre. Intanto 14,5 per i 200 iniziali di Athena Caff, che va a completare il quarto in 32. Rimane a una quindicina di metri Apple Wise S in seconda posizione, mentre al largo c'è Allegra Luis, che è la prima alternativa ad Athena Caff, ma deve sobbarcarsi un intero percorso scoperto. Indietro Alba dell'Est, intanto i 600 in 46,5 ha decisamente rallentato l'andatura. Ora Antonio Greppi in sediolo ad Athena Caff, che guida davanti alle tribune dopo 700 metri, cerca di avvicinarsi a Apple Wise S, poi al largo sono Allegra Luis, Aborigena e anche Arta Terme Jet. Intanto chilometro in 1:16,8 per Athena Caff, che ha completato un quarto ora in 31,5. All'esterno è sempre generosamente Allegra Luis a lato di Apple Wise AS, e a 400 dalla conclusione il parziale in 14,2. Continua a comandare la corsa Athena Caff nei confronti di Apple Wise S all'interno, mentre al largo c'è Aborigena che scatta in terza ruota, va su Allegra Luis, completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Athena Caff, Apple Wise ci prova all'interno, ultimi 100 metri di gara, Athena Caff in vantaggio, Apple Wise che ci prova, e finale con Apple Wise S che passa e torna così alla vittoria. Il secondo posto per Athena Caff, al terzo chiude Alba dell'Est, 1:14,9, 29,7 a chiudere. Apple Wise S in open stretch batte Athena Caff nelle battute conclusive, riesce a prendere anche abbastanza agevolmente il sopravvento. Vediamo in retta d'arrivo Athena che accusa un po', e Apple Wise ne approfitta per lanciarsi al suo interno e prendere quasi una lunghezza di vantaggio sul traguardo. Vediamo, sì, una lunghezza precisa sul traguardo per Apple Wise S. Enrico Bellei in sediolo per il training di Eric Bondo, la quota di 5,08 al totalizzatore, mentre al secondo posto finisce Athena Caff e per il terzo all'interno sbuca Alba dell'Est.